Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sempre il momento più atteso e più importante dal punto di vista dell'informazione della giornata e della mattinata è la conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che fra meno di 3/4 d'ora sarà qui in diretta sul canale 18 su Rete Veneta dalla sede della Protezione Civile di Marghera per fornirci i dati dell'emergenza, per fornire le informazioni indispensabili per capire come evolverà anche tutta questa situazione, per darci anche gli annunci relativi all'organizzazione, un po' alla normativa per affrontare questa emergenza in questo periodo così strano di giugno. Naturalmente noi saremo nella sala stampa della sede della Protezione Civile di Marghera, ma saremo anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Rete Veneta, dove sarà possibile seguire tutta la conferenza stampa, e pubblicheremo poi tutto il materiale anche sul nostro canale Telegram tramite gli altri social di cui disponiamo, ovvero YouTube e tutte le altre piattaforme molto seguite in questo periodo da chi vuole rimanere informato, magari senza dover stare a casa davanti alla TV, ma semplicemente accendendo il telefono. Prima di andare a sentire un po' quello che è stato detto nelle ultime ore, quelle che potrebbero essere le novità di giornata, noi andiamo a rivedere gli ultimi dati disponibili sull'emergenza coronavirus, che sono quelli forniti nella serata di ieri dall'azienda Zero della Regione Veneto. Vediamo che in questo momento i casi positivi in Veneto, in questo momento a ieri sera naturalmente, erano 619.233 quelli positivi dall'inizio dell'emergenza. Vediamo 0 casi positivi in più. Questo è una colonna, un numero che si ripete molto spesso negli ultimi giorni. Ci sono momenti in cui si ha addirittura +7, +8 per la scoperta di piccoli focolai, poi torna a 0 sulla rilevazione precedente. Vediamo che i negativizzati, ovvero le persone che sono risultate negative ai successivi tamponi, sono 16.636 e che ci sono solo 840 persone in isolamento domiciliare. Sono 1.997, quasi 2.000 ormai, le persone che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto e nelle strutture extraospedaliere dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Torniamo a vedere la seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci dice qual è la situazione negli ospedali, in tutti gli ospedali del Veneto. Vediamo dall'azienda ospedaliera di Padova fino agli ultimi, alla case di cura, ospedali per esempio del Veronese. Questi sono tutti i vari ospedali del Veneto, trovate tutte queste informazioni e vediamo che c'è una sola persona ricoverata in terapia intensiva positiva al coronavirus, 10 persone ricoverate in terapia intensiva che si sono negativizzate. Ricordate, solo qualche giorno fa i dati della terapia intensiva erano molto più alti. In tutto ci sono 240 persone ricoverate in area non critica, quindi in situazione non grave, di cui 33 positive al coronavirus e 207 che si sono negativizzate. 3.526 sono i dimessi dagli ospedali del Veneto, 1.422 le persone che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto. Resta invariato il numero dei ricoveri rispetto alla rilevazione precedente, delle terapie intensive impegnate e quello dei decessi, ovvero ieri pomeriggio non è stato registrato alcun decesso in Veneto a causa del coronavirus. L'ultima parte della tabella è quella che riguarda gli ospedali di comunità, dove ci sono in questo momento 33 persone ricoverate, di cui 6 positive e 27 negativizzate. Questi erano gli ultimi dati di cui disponiamo relativi all'emergenza coronavirus in Veneto. Per avere quelli nuovi bisognerà aspettare poco più di mezz'ora e avere in collegamento il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che come sempre darà la tabella, dell'evoluzione dell'emergenza coronavirus, quindi quante terapie intensive, quanti decessi si dovessero essere verificati. Speriamo che rimanga a 0 anche questo numero, che sembra drammatico per quanto riguarda i risvolti di chi sta vivendo questi momenti difficilissimi. Ma prima di andare a sentire le novità di Zaia, noi
come facciamo tutti i giorni, andiamo a risentire le cose più importanti dette nell'ultima conferenza stampa, nell'ultimo punto stampa del governatore, in cui si è parlato soprattutto delle linee guida in arrivo per riorganizzare quello che è il trasporto pubblico. Introdurre nuove linee guida sul trasporto. Sto parlando quantomeno del trasporto privato. Stiamo anche valutando, non ve lo nego, di affrontare il tema delle linee guida del trasporto pubblico tornando all'omologazione d'origine della capienza con la mascherina. Ora si lavora per far tornare il trasporto alla normalità. Sul trasporto privato la Regione sta pensando di modificare le linee guida ministeriali, ma è sul trasporto pubblico che potrebbe arrivare la vera novità, fortemente compromesso a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Zaia guarda il modello inglese. La Gran Bretagna ha imposto l'obbligo di mascherina ma ha tolto quello di distanziamento di almeno 1 metro, così anche Francia e Germania. In Inghilterra questo l'hanno già fatto di default, cioè hanno obbligato tutti i cittadini a portare la mascherina all'interno dei trasporti pubblici, in modo tale che non si sono messi lì a discutere di ridurre la capienza dei mezzi. Necessario rivedere le norme per evitare la paralisi del trasporto pubblico, i cui bilanci sono già pesantemente colpiti dal calo dell'utenza. Contemporaneamente Zaia segue con particolare interesse l'evoluzione degli studi sui test rapidi, che andranno a sostituirsi ai tamponi per efficienza e tempestività. Potrebbero funzionare come un test di gravidanza, spiega, e mettere a riparo l'intero sistema da un'eventuale seconda ondata prevista per autunno. Quindi se funzionano, noi ne abbiamo alcuni che sono dichiarati come test rapidi a 10 minuti e beccano l'RNA del virus, quindi funzionano come il tampone. Adesso si tratta di capire se sono innanzitutto validati in laboratorio e dopodiché se saranno autorizzati ovviamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Test rapido, condivisione dei dati, intervento tempestivo. Al Veneto stanno arrivando molti test dalle aziende e sono tutti in via di valutazione. Intanto la Regione ha annunciato oggi di aver istituito una commissione ispettiva sul caso del batterio killer alla maternità di Borgo Trento a Verona. La commissione si affiancherà a quella già interna dell'azienda ospedaliera. Ho chiesto che si istituisca, il dottor Mantoan mi ha firmato il decreto stamattina, una commissione definiamola ispettiva, perché tale è scritto così, per la vicenda Citrobacter di Verona. E ora andiamo a sentire tramite un'agenzia che ci è appena arrivata quel che ha detto il sindaco di Venezia, Brugnaro, sull'emergenza che è ancora in corso. Siamo stati soli nel fronteggiare questa crisi e in qualche misura è stato meglio così. Dice Brugnaro durante una trasmissione radiofonica, le parole sono riportate poi dall'ANSA. Ci eravamo allenati alle disgrazie, precisa Brugnaro. Recupereremo se il governo ci ascoltasse un po' di più, ma non solo a Venezia, se ascoltasse i sindaci in generale. Quindi un durissimo attacco nei confronti del governo di Roma da parte del primo cittadino veneziano. Il nostro comune quest'anno prevede ad esempio di avere mancati introiti, dice Brugnaro, per circa 115 milioni di euro, perché Venezia è una città turistica e meno 90 milioni di incassi dai biglietti turistici per il trasporto pubblico locale. Questa è la previsione, quindi una città di grande impatto, forse la città più importante d'Italia dal punto di vista turistico. Venezia comincia a fare i conti con i mancati introiti che arriveranno da parte nel settore del turismo, e però, dice Brugnaro, annuncia questa sera riaprirà il Casinò di Venezia e Venezia ha deciso di svolgere comunque la Biennale del cinema, quindi brutte notizie, buone notizie si alternano anche dalle nostre città. Le richieste da parte dei sindaci sono sempre molto pressanti nei confronti del governo nazionale ma anche del governo regionale per poter superare prima possibile questa crisi e presentarsi dopo l'estate pronti per ripartire o per affrontare eventualmente una recrudescenza del virus. Parliamo ancora di coronavirus e sentiamo cosa ha detto la direttrice pronto soccorso pediatrico di Padova, Liviana D'Adalt, nell'ultimo punto stampa assieme al presidente Zaia.
Si infettano in maniera molto meno frequente rispetto agli adulti e quando si infettano con malattie meno gravi. Avete visto i dati, abbiamo avuto 369 bambini su 19.200 adulti infettati e abbiamo avuto 13 ricoveri di bambini nella regione Veneto, a dire che la maggior parte dei bambini aveva una sintomatologia così lieve da essere gestita dal suo pediatra di famiglia a livello domiciliare. I bambini dunque sembrano essere protetti dal coronavirus, si ammalano meno gravemente e con sintomi più lievi, un fenomeno oggetto di varie ipotesi, tra cui quella di una maggiore risposta immunologica. Ne ha parlato nel corso della conferenza stampa del governatore Zaia la dottoressa Dadalt, direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova, chiarendo vari dubbi, tra cui quello della contagiosità. Sicuramente possono presentare la malattia in maniera asintomatica, però è anche ragionevole pensare che quando sono asintomatici sicuramente sono dei potenziali trasmettitori, ma la carica virale è così bassa per cui noi diciamo non sono dei super trasmettitori. Certamente sono dei trasmettitori perché il virus lo albergano nelle vie aeree, ma così la letteratura pediatrica sta sempre più dicendo non sono dei super trasmettitori. Nonostante questo, Dadalt invita a vaccinare anche i più piccoli contro l'influenza. Essere protetti dall'influenza protegge se stessi, protegge chi ti sta intorno e toglie dal campo, in vista di un'eventuale ripresa dell'infezione da coronavirus, il problema dell'influenza. Altrimenti sarà molto difficile per noi, in assenza di test rapidissimi, differenziare i bambini che hanno un'influenza dai bambini che hanno un'infezione da coronavirus. Ritorna poi la questione della mascherina, di cui la dottoressa spiega il differente utilizzo in base all'età. Sotto i 2 anni addirittura è pericolosa, può essere pericolosa. Il bambino sotto i 2 anni ha delle vie aeree strette, la mascherina più piccola rispetto a quelle dell'adulto, la mascherina potrebbe essere parzialmente occludente, potrebbe anche occludere in maniera tale da soffocarlo se il bambino esce dal controllo dei genitori. Tra i 2 e i 6 anni i bambini la possono cominciare a portare, però sicuramente non la portano bene, la toccano, la allontanano, se la tolgono, si toccano il viso, toccano gli occhi e quindi questo può diventare più che protezione, fonte di infezione. I bambini invece sopra i 6 anni la mascherina deve essere nota ai bambini, i bambini devono essere educati a portarla. E andiamo a vedere notizie che arrivano invece da Roma, perché, ed è un tema molto, molto caro in questo momento ai veneti, nuovo voto sul DL elezioni, il centrodestra non partecipa, Casellati dice errore tecnico. Al via il Senato alla nuova votazione sul decreto elezioni, sul quale ieri il Senato aveva approvato la fiducia, vedendo poi annullato il voto per la mancanza del numero legale. I senatori del centrodestra, come già accaduto ieri, non partecipano al voto. Fratelli d'Italia attacca e dice che per molto meno qualsiasi governo di centrodestra sarebbe stato costretto a dimettersi, quindi prosegue la bagarre romana per quanto riguarda il decreto sulle elezioni. Invece arrivano gli ultimi dati sul coronavirus nel mondo, perché in questo momento ci sono oltre 8 milioni e mezzo di casi nel mondo, i morti a livello globale sono 454.000 e nei soli Stati Uniti è stata superata quota 118.000. I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato questa mattina la soglia degli 8 milioni e mezzo, dicevamo. E quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University, le statistiche dell'università americana indicano ora un bilancio di 8 milioni e mezzo, 398 contagi globali, inclusi 454.000 decessi. Sono però guarite quasi oltre 4 milioni di persone in tutto il mondo. I primi 3 paesi per numero di casi sono gli Stati Uniti, il Brasile e la Russia. Sono dati molto diversi da quelli che abbiamo visto qui in Veneto. La situazione comunque non è ancora risolta, serve la massima attenzione anche dal punto di vista dell'organizzazione della vita quotidiana, del lavoro di tutti i giorni da qui in avanti, perché come dicono anche le autorità non è il momento di, come si può dire, di fare il libera tutti ancora. Ci sono molte cose a cui prestare attenzione, molti dettagli fondamentali, e noi cercheremo di informarvi su queste precauzioni quotidianamente, aiutando anche la popolazione ad affrontare questo periodo di difficoltà in modo più sereno. Ora noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus, ma anche per darvi tutte le altre notizie dalla regione. Adesso andiamo per esempio a vedere una manifestazione di protesta che si è svolta questa mattina, una manifestazione molto particolare. Chiedo alla nostra regia di farvi vedere, dopo abbiamo altri video. Queste sono... Sentite i clacson. Questa è una manifestazione di protesta che si è svolta, adesso ve ne facciamo vedere altri perché ci sono arrivati davvero molti video, eccoli ancora. Vedete, questa è una protesta che si è svolta questa mattina a Padova. Questi sono le scuole guida della provincia che hanno protestato molto duramente perché le limitazioni imposte al settore durante l'emergenza coronavirus sono state più stringenti rispetto ad altre province o addirittura ad altre zone d'Italia e diciamo, i ritardi si accumulano, i problemi sono sempre di più e queste scuole guida sono in grande difficoltà. Quindi hanno chiesto con questa manifestazione di protesta più attenzione. Ora noi stiamo chiamando il nostro Federico Fusetti. Scusate, grazie, ringrazio la regia perché sentivamo l'audio della chiamata. Stiamo chiamando su Skype il nostro Federico Fusetti che ha seguito la manifestazione di protesta questa mattina e che ci racconterà come è andata, cosa chiedono queste persone, cosa chiedono le scuole guida in questo momento di estrema difficoltà, perché ricordiamo che il lockdown è finito, stanno riaprendo moltissime attività, ma ci sono ancora tanti settori in apnea, possiamo dire. Abbiamo qualche piccolo problema tecnico con il nostro Federico Fusetti. Allora, prima di andare a Padova a sentire cosa è successo questa mattina, noi rivediamo, perché è stata, insomma, è un'apertura epocale, l'apertura del tratto della Pedemontana che collega Breganze a Malo, quindi la strada Pedemontana Veneta un pezzo alla volta diventa realtà. Sono molti chilometri in più che si aggiungono a quelli resi percorribili l'anno scorso con un'inaugurazione che quest'anno non è stata fatta proprio per la scelta di attuare le aperture con dei passaggi, possiamo dire, un po' alla volta, ma senza tagli del nastro e altre cerimonie simili. Noi eravamo comunque all'apertura della sbarra, vediamo com'è andata. Ci troviamo in questo momento a Breganze, come potete vedere c'è un grande cartello che ci dice appunto che per quanto riguarda la Pedemontana Veneta dal 18 di giugno, dunque da oggi è aperto il tratto Malo-Breganze, dunque si apre questo secondo tratto della grande infrastruttura che è destinata a collegare il Vicentino con il Trevigiano. Adesso abbiamo questi 10 km da Malo, si va fino alla Valdastico, dalla Valdastico a Breganze sono già 20 km su 94 km e mezzo. Questo è il casello di Breganze. Entrando in superstrada Pedemontana da questo punto si potrà poi proseguire verso la A31, la Valdastico, oppure proseguire verso il nuovo casello di Malo. Tanto per renderci conto meglio, vediamo il tracciato completo della Pedemontana. In rosso abbiamo evidenziato il tratto di superstrada che ad oggi è percorribile. Stiamo parlando di un'opera di 94 km e mezzo, 36 comuni, 14 caselli, opere per 2 miliardi 258 milioni di euro. E oltre i 94 km e mezzo del nastro d'asfalto ce ne sono altri 68 di opere di adduzione. Nel resto del tracciato i lavori proseguono a ritmo serrato, soprattutto nella parte vicentina dell'opera. Ecco i cantieri che incontriamo nel tratto da Breganze a Bassano. In alcuni punti l'infrastruttura è a buon punto, si lavora già all'asfaltatura. In altre zone, verso Marosticense, ruspe e camion sono all'opera. Io penso che se verosimile 2021 si chiude.
già a fine anno comunque avremo, da qui a fine anno se ne apriranno altri di stralci funzionali. Sa che da oggi apre anche il tratto verso Mano? Ah, benissimo, io uso sempre l'autostrada, ben vengano le nuove autovie, grazie. E questa era l'apertura del tratto fra Malo e Breganze, insomma un passo in avanti verso una nuova viabilità molto importante per tutta la fascia pedemontana, perché lo ricordiamo che collegherà l'area del Vicentino da Montecchio fino alla Marca trevigiana, permetterà insomma di ridurre in modo davvero sensibile quelli che sono i tempi di transito. Zaia parlava davvero di una manciata di minuti, per esempio fra Bassano e Treviso o fra l'area della pedemontana trevigiana e il Vicentino, quindi anche non solo per le persone, per i turisti, ma anche per la movimentazione delle merci che viaggeranno a un'altra velocità rispetto a quella imposta adesso dalla vecchia viabilità. Chi bazzica la zona insomma sa bene di cosa stiamo parlando. Vediamo che oggi abbiamo qualche piccolo problema tecnico con il collegamento con Federico Fusetti, che sentiremo fra poco, e ora passiamo dalle strade all'agricoltura. Andiamo a vedere quella che è stata invece quasi una cerimonia del lancio delle vespe samurai che sono state introdotte in alcune zone del Veneto per combattere la cimice asiatica in modo tra virgolette naturale. Noi eravamo sul posto, abbiamo visto cos'è successo e quali sono le prospettive per il settore. Eccolo il primo lancio della Vespa Samurai, il Trissolcus japonicus, piccolo imenottero 2 mm circa, in grado di combattere il nemico numero 1 dei frutteti, la terribile cimice asiatica. In un'azienda produttrice di kiwi di Cittadella, liberate le prime 100 femmine, i primi 10 maschi. Lanci anche a Barbona nella Bassa Padovana e a Grizzana nel Veronese, una lotta che dura da 4 anni nel Veneto. Ci sono voluti 3 decreti dei vari ministeri più il decreto del Presidente della Repubblica e alla fine grazie comunque anche al nostro finanziamento di 4,5 milioni di euro assieme all'Università di Padova abbiamo allevato più di 350.000 di questi insetti che oggi lanceremo su 106 siti della nostra regione. Al lavoro in sinergia Regione tutte le associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, CIA e il Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova. L'allevamento è in laboratorio in condizioni controllate dove noi forniamo, si può vedere qui, un'ovatura di cimice, alleviamo le cimici, da questi otteniamo le uova vengono offerte agli adulti, alle femmine di Vespa Samurai che depongono le loro uova all'interno di queste. La funzione del parassitoide è quella di mangiare dall'interno le uova, utilizzare il contenuto delle uova per raggiungere e completare lo sviluppo e quindi dall'uovo della cimice non esce più una cimice ma esce una Vespa Samurai e la Vespa Samurai non è dannosa in agricoltura a differenza della cimice. Non pericolosa in agricoltura, non pericolosa per l'uomo. In ogni sito ci saranno 2 lanci. I danni in questi anni ingentissimi, non solo ai frutteti. L'anno scorso addirittura non ci eravamo accorti, si sono preparati durante la fioritura e quando siamo intervenuti era già troppo tardi e quindi abbiamo avuto una perdita di circa il 60%. Colpisce cereali, colpisce la soia, colpisce molte colture, noce stesso, nocciolo e questo determina gravissimi danni. Finalmente si è passati dalle parole ai fatti. Un progetto che durerà 3 anni fino al 2023, anno in cui l'agricoltura veneta spera di aver arginato il grave problema. E ora torniamo dalla campagna alla città, anzi al centro storico, e andiamo da Federico Fusetti, col quale siamo riusciti a collegarci, che ha seguito questa mattina la manifestazione di protesta delle scuole guida. Siamo a Padova e Federico, raccontaci tutto. Sì, buongiorno. Sì, sono stato in zona industriale, una protesta, va detto subito, pacifica, senza assembramenti e rispettando codice della strada e tutte le altre regole. Il massimo che ci sono concessi è stata una serie di colpi di clacson un po' per farsi vedere, per attirare l'attenzione. Una quarantina di autoscuole di Padova, ricordo che in provincia a Padova ci sono circa un centinaio di autoscuole in totale, una quarantina quelli che questa mattina
hanno fatto una sorta di corteo davanti alla motorizzazione civile, quindi in zona industriale, perché le regole, diciamo le linee guida, i protocolli anti-Covid, a loro dire sono eccessivamente rigidi, soprattutto per Padova, Vicenza e Verona, che sono le tre città, diciamo, seguite dall'ufficio centrale di Bologna, perché è cambiata un po' la regolamentazione. Quindi l'ufficio di Bologna segue queste tre province per quanto riguarda la motorizzazione e ha, diciamo, talmente irrigidito le norme, i protocolli, che si stanno accumulando dei ritardi enormi, mentre in altre province, come ad esempio Venezia, le cose vanno meglio. E cosa succede? Succede che ci sono ritardi di 3 mesi ovviamente accumulati per il Covid, ma adesso che si tornerà a fare esami teorici e pratici, con il personale della motorizzazione che è insufficiente per i molti pensionamenti, va a finire ad esempio che per una prova pratica per la quale erano previsti credo circa 20 minuti, poi sono diventati 40 per il Covid, ma la sede di Bologna ha imposto un protocollo che arriva a 59 minuti. Quindi per un ragazzo o anche un adulto che vuole prendere la patente, l'esame è di 59 minuti, l'esame pratico, perché per 2 volte si effettua la sanificazione della vettura e poi una serie di procedure, bollini nei pedali, appiccicati ai pedali, insomma una serie di burocrazia e di regole che allungano tantissimo i tempi. Quindi i titolari delle autoscuole dicono dobbiamo aumentare il numero di ragazzi che possono fare l'esame piuttosto che diminuirlo, per cercare di smaltire, e giustamente fanno notare uno non si iscrive più nemmeno alla scuola guida perché sa che tanto i tempi sono così lunghi che rinuncia, quindi loro ci rimettono anche per il fatto che in coda pian piano ci sarà sempre meno gente perché non si iscrivono più. Quindi sono molto preoccupati, chiedono di essere ricevuti dalla motorizzazione civile e questo pare che sia in queste ore avverrà, e poi insomma vedremo se la situazione si sblocca. C'è stata qualche risposta già dalla motorizzazione? C'è stata una qualche presa di posizione o gli hanno detto solo ne parleremo, ascoltiamo la vostra proposta ma cercheremo di venirci incontro? No, da quello che ci hanno raccontato finora non sono mai stati ricevuti, le loro richieste sono sempre state, diciamo, lasciate lì pendenti, però con questa protesta di stamattina evidentemente qualcosa si è mosso, perché proprio mentre eravamo lì nel, diciamo, piazzale della motorizzazione è arrivata la comunicazione della dirigente che li avrebbe ricevuti in mattinata, quindi certamente nel servizio di stasera avremo anche una risposta della motorizzazione da aggiungere a quello che ho detto io. Molto bene. Federico, visto che approfittiamo che ti abbiamo qui con noi, cosa succede oggi a Padova? Quali sono le notizie più importanti della giornata per il capoluogo e per la provincia? Guarda, c'è un interessante gemellaggio tra Padova e Abano per quello che riguarda la ripartenza, è proprio in corso in questo momento, c'è Valentina Vicentin che lo sta seguendo, è un incontro tra gli amministratori di Padova e di Abano per cercare ovviamente di fare sinergia nella ripartenza, e questo è certamente una buona notizia. Poi parleremo di imprenditrici donne che appunto si uniscono per il rilancio delle loro aziende, anche questo è certamente un tema interessante. Io sono stato nella zona di Ponte Vigo d'Ardere, quindi periferia nord di Padova, dove siamo andati circa 3 mesi fa a riprendere la situazione di un capannone abbandonato con i calcinacci che cadevano lungo la strada principale proprio, quella con cui si entra in città, attraverso cui si entra in città, e la situazione dopo alcuni mesi è esattamente identica, per cui abbiamo un po' rifatto il punto della situazione con i residenti, sperando che stavolta qualcosa si smuova. Ecco. Allora, Federico... E poi anche l'azienda ospedaliera ha delle novità, addirittura con... mi pare di aver capito che c'è Robby Facchinetti dei PU insieme ai dirigenti dell'azienda ospedaliera che lanciano qualche iniziativa addirittura per il rilancio. Quindi non vediamo l'ora di conoscere le novità da Padova. Prima di lasciarti andare, Federico, tu sei adesso in questo momento in centro storico, ci pare di capire, da quello che vedi tu, Padova è ripartita in pieno? Siamo al 100% di quella che era la Padova pre-Covid? No, non è ripartita in pieno. Io adesso sono in Largo Europa alle mie spalle, quindi quella che vedete voi è la zona di Largo Europa, quindi siamo in pieno centro, però diciamo che poi è sempre il traffico un po' l'indicatore, certamente non è ai livelli pre-Covid, quindi meno traffico e anche meno persone in giro, negozi quasi vuoti, almeno insomma in certe ore della giornata. Poi nel weekend mi sembra che per fortuna
il rilancio sia partito, quindi insomma diciamo che è ancora un po' a singhiozzo, ecco, la città. Bene, allora ringraziamo il nostro Federico Fusetti, lo lasciamo andare a seguire le varie notizie padovane di oggi, che poi troverete nella nostra informazione odierna, nei nostri telegiornali. Noi torniamo in studio perché manca un quarto d'ora circa per la conferenza stampa del Presidente Zaia, e prima di andare a sentire Zaia, torniamo sulla Pedemontana e vediamo dall'altra parte della barricata vicentina, diciamo. Se prima abbiamo visto le ripercussioni per il Bassanese, andiamo a vedere cosa succede con l'apertura della Pedemontana per la zona di Malo, ovvero il casello dall'altra parte. Ore 12. Queste sono le prime auto a varcare ufficialmente l'ingresso del nuovo casello di Malo della Pedemontana. Da questo svincolo sarà possibile arrivare direttamente a Breganze o collegarsi alla 31. Nessuna inaugurazione ufficiale come voluto dal governatore Zaia, ma il completamento di questo ulteriore tassello dell'opera era fortemente atteso da queste comunità del Vicentino. Io conto che diventi ancora più attrattivo il nostro territorio per l'insediamento di nuove attività, nuove imprese, oltre che naturalmente essere un vantaggio per tutti i cittadini, perché i tempi di percorrenza vengono ristretti. Per dire, da Malo alla 31 ora in 5 minuti, quando prima per raggiungere il casello di Tiene impiegavamo 15 minuti. L'apertura di questo casello è finalmente un passaggio fondamentale per l'opera, per il territorio dell'Alto Vicentino. Sicuramente Isola Vicentina e Malo sono i comuni che a questo casello guardano con maggiore attenzione, sia per i volumi di traffico che dovrebbero drenare, ma anche per i volumi di traffico che potrebbero generare, e quindi c'è un'attenzione particolare, c'è stata dai tempi della progettazione e continua ad esserci. 12 nuovi chilometri, 2 ponti e 4 gallerie artificiali, un'opera consegnata in questo momento che rappresenta anche un importante segnale. È un segnale, questo anche per la caparbietà del nostro Presidente, il Presidente della Regione è stato molto determinato nel portare avanti quest'opera, e quindi sicuramente è un segnale di ripresa in un momento in cui il Paese ha bisogno di questi segnali. Un segnale di ripresa molto molto importante in un momento, avete sentito, in cui il Paese ha anche bisogno di questi segnali. Altri segnali meno positivi, li abbiamo visti prima, sono arrivati da Padova, dove per esempio c'è stata la manifestazione di protesta in modo comunque civile da parte delle scuole guida che vogliono far sentire la propria voce per far capire alla motorizzazione in questo caso, ma a chi governa in generale, che c'è bisogno di regole meno stringenti anche per loro, perché ci sono molti settori che, pur essendo ripartito tutto il Veneto, stanno soffrendo ancora. Di questo e di molto altro ancora parleremo fra pochissimo con il Presidente della Regione Luca Zaia, che sarà qui, conferenza stampa in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, fra 10 minuti. Noi adesso facciamo una brevissima pausa, ma state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus e non solo, perché abbiamo sentito notizie da tutta la regione riguardanti un po' la cronaca e le novità più importanti delle ultime ore. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra un paio di minuti inizierà la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Le notizie di oggi molto attese sono naturalmente quelle di ordine sanitario, perché c'è grande interesse verso i dati, l'evoluzione dell'emergenza coronavirus, quindi per capire come si sta evolvendo, quante terapie intensive sono impegnate, quante persone sono negli ospedali del Veneto ricoverate anche in area non critica, se ci sono stati decessi, perché abbiamo visto negli ultimi giorni dei dati un po' altalenanti, si passava da 0 contagi, da 0 decessi a siamo stati anche a più 8 quando è stato scoperto un focolaio nel Veronese un paio di giorni fa, e quindi tutto può cambiare anche in breve tempo. Vediamo che in altre zone la situazione non è affatto cambiata e non è affatto migliorata, quindi è indispensabile vedere i numeri per capire se non
non dove andremo a finire, ma almeno qual è la direzione presa da questa emergenza, anche in seguito alle scelte di carattere sanitario e normativo che sono state fatte. Quindi dicevamo, fra pochissimo inizia la conferenza stampa di Zaia. Per quanto riguarda le altre notizie dal Veneto, ci segnala l'ANSA che il governo ha stanziato 800.000 euro, il Ministero dei Beni Culturali ha stanziato 800.000 euro per la nostra regione per interventi che andranno quasi esclusivamente a Verona e a Venezia, soprattutto nel capoluogo regionale, e si tratta di interventi che riguardano in gran parte campanili e strutture storiche di questo genere. Vediamo per esempio, si parla del monitoraggio strutturale dell'ex chiesa di Santa Maria Maggiore a Venezia. La lista è comunque molto lunga perché gli interventi sono tantissimi e quindi ce ne sarà sempre bisogno. Per quanto riguarda invece la cronaca, ma poi lo vedremo più diffusamente nei nostri telegiornali di questa sera, la Guardia di Finanza ha messo a segno l'operazione Vado a vivere in Campania, scovando un giro di fatture false per oltre 3,5 milioni di euro nel commercio di abbigliamento griffato. Coinvolti un 74enne di Borso del Grappa e un uomo di 47 anni di Quinto di Treviso. La conferenza stampa si è conclusa da poco nel comando della Guardia di Finanza, sono state fornite tutte le informazioni. Noi avevamo come sempre i nostri giornalisti sul posto che ci racconteranno per filo e per segno questa importante operazione poi nella nostra fascia di informazione locale questa sera, ma se riusciremo a metterci in contatto con loro nella fascia pomeridiana li sentiremo anche su questo argomento. Sono le 12:30, dovrebbe arrivare Luca Zaia, vediamo che è tutto pronto nella sede della Protezione Civile di Marghera. Ieri si è parlato anche di coronavirus e bambini. Ogni giorno il Presidente molto spesso ha con sé degli ospiti che fanno un focus su un ambito particolare di questa emergenza. Ultimamente vediamo molto spesso anche gli assessori, si è parlato spesso di turismo, di sanità, di protezione civile, anche di agricoltura, perché i piani di rilancio di questa situazione che stiamo vivendo in seguito all'emergenza coronavirus è a 360 gradi, deve riguardare tutti i campi, dall'economia alla vita quotidiana di ognuno di noi, quindi ci sarà bisogno di molto lavoro da parte di tutti per tornare alla normalità. Ma vi lasciamo al Presidente Zaia. Buongiorno, accomodatevi. Dentro. Buongiorno. Buongiorno. Siamo puntuali, sì. Intanto grazie e buongiorno a tutti. Io farò un intervento abbastanza veloce, un po' di cose da dirvi, poi vi lascio agli assessori, in particolar modo c'è l'assessore Lanzarin che vi darà un aggiornamento su un po' di partite che abbiamo ancora in piedi. Passerei subito al bollettino, poi vi dico vi darò alcune informazioni. Totale tamponi 859.000, sono quasi 11.000 in più rispetto a ieri. Accomodatevi, entrate. Voi siete in visita o di qualche associazione, di qualche realtà? Visita. Isolamento 915. Numero di positivi 19.235. Ricoverati scendono di 10 rispetto a ieri, sono 238. Attualmente in ricovero positivi ne abbiamo solo 30. Quindi in tutto il Veneto ci sono 30 persone ricoverate ancora positive al tampone. Terapia intensiva, guardate per numero, 11.
Era impensabile un paio di mesi fa, 11, andavamo a centinaia, quindi 11 dei quali 1 positivo e 10 negativi. Il totale delle persone che hanno perso la vita 1998. Purtroppo stiamo per superare la soglia dei 2000. Dei quali morti in ospedale 1423. Dimessi 3.527 più 10, nati 92. Allora, alcune informazioni. Prima, dopo ve ne parlerà l'assessore Lanzarini in maniera più ampia, però non possiamo anticiparvi le linee guida perché vogliamo anche, nel rispetto del Comitato Tecnico Scientifico, attendere il parere. Entro lunedì si chiude la partita delle case di riposo, dei centri per disabili rispetto alle visite. Ovviamente con una proposta molto più agile e leggera rispetto a quello che è l'ingresso dei familiari da un lato nell'andare a far visita, alcune informazioni, e dall'altro della presa in carico. Prima, dopo ve ne parlerà l'assessore Lanzarini in maniera più ampia, però non possiamo anticiparvi le linee guida perché vogliamo anche, nel rispetto del Comitato Tecnico Scientifico, attendere il parere. Entro lunedì si chiude la partita delle case di riposo, dei centri per disabili rispetto alle visite. Ovviamente con una proposta molto più agile e leggera rispetto a quello che è l'ingresso dei familiari da un lato nell'andare a far visita e dall'altro della presa in carico di nuovi ospiti. Voi sapete che noi abbiamo anche i nuovi ospiti, sapete che di fatto la macchina si è fermata con febbraio e quindi abbiamo un arretrato anche di presa in carico di pazienti, o meglio di ospiti che dovevano entrare nelle case di riposo sufficienti, non autosufficienti oppure in grado di gestirsi e che verranno ovviamente presi in carico. Stiamo parlando di 30.000 ospiti nelle case di riposo, stiamo parlando di 300 case di riposo in Veneto e di oltre altri 30.000 operatori. Quindi una massa critica importante. L'assessore Lanzarini ha fatto un lavoro assolutamente strepitoso, considerate che è stato un lavoro di tessitura tra quello che sono le esigenze delle famiglie, degli ospiti, le esigenze del mondo, diciamo, della gestione delle case di riposo. Vi ricordo che non dipendono da noi le gestioni, e poi non ultimo tutto quello che è il tema del Dipartimento della Prevenzione, quindi il tema sanitario, perché se c'è una preoccupazione nelle case di riposo è la nascita di nuovi cluster, no? Quindi che ci partano nuovi focolai. In generale poi dopo a volo d'uccello l'assessore Lanzarini cercherà di dare un quadro anche degli incontri avuti. Su questo lunedì dovremo avere il parere del Comitato Tecnico Scientifico e quindi la realtà, diciamo, di natura clinica, epidemiologica e sanitaria più autorevole che ci sia, in maniera tale poi da provvedere fondamentalmente a risolvere i problemi che molte gestioni hanno anche da un punto di vista procedurale e di responsabilità. È successo? Dice che non si sente bene in TV. Antenna 3. Antenna? Problemi di audio. Ah, è venuto a dirvi che non si vede in TV? Oh, qua, dal produttore al consumatore, cioè qua non si perde, a chilometro zero addirittura. Generali delle ULSS. Non è che voglio cambiare, scadono. E quindi è stata avviata la procedura. Ovviamente poi ogni singola posizione ha una sua storia, no? Ci sono quelli che sono in età ormai da pensione, chi ha maturato i requisiti, eccetera. Poi queste cose le vedrà chi sarà titolato a farlo e quindi la nuova amministrazione. Però noi abbiamo l'obbligo di aver attivato e di attivare la procedura è ufficialmente attivata
e quindi avviso tutti che l'avviso è pubblicato sul BUR, dura 30 giorni, quindi tutti coloro che hanno titolo per fare il direttore generale dell'ULSS possono candidarsi, poi ci sarà una commissione nominata dalla giunta regionale che avrà un rappresentante dell'università, del mondo accademico dice, un rappresentante della regione e un rappresentante dell'Agenas, quindi forse la commissione la faccio io direttamente oppure la giunta, non mi ricordo, ma è ininfluente nel senso che ci saranno, e sarà una commissione che non è che dice tu sì, puoi farai il direttore, è una commissione che valuta i requisiti, cioè valuta che darà al Presidente della Regione una short list, o una lista completa, di tutti coloro che hanno titolo per fare il direttore. Sì, che devono essere dentro nell'elenco nazionale e che si sono dichiarati disponibili per fare il direttore in Regione del Veneto. Stiamo parlando di 9 ULSS e 2 aziende ospedaliere, perché vanno tutte in scadenza. Scusi, e lo IOV, scusate. Lo IOV. Sì. Riguarda anche il direttore generale Mantoan che... No, il dottor Mantoan non c'entra niente. Procedura completamente diversa. No, è un segretario regionale come ragionassimo dei capi dipartimento, no? C'è l'ambiente, c'è la sanità, no, non c'entra niente il dottor Mantoan con questo. È fatto bene chiederlo, magari qualcuno non dia altre interpretazioni. Qui stiamo parlando di direttori generali. 31 dicembre, Presidente della Regione, o prima del 31 dicembre, presenterà la lista dei nuovi direttori generali. Quindi 30 giorni da oggi, se non ricordo male, quindi parte da oggi, è pubblicata oggi, e chi vuole mettersi a disposizione non deve fare altro che ovviamente mandare la sua disponibilità. E poi rispetto a questo, voglio dirvi che questa mattina abbiamo fatto il solito incontro con i direttori generali. Abbiamo parlato di 2 grandi temi. Il tema sicuramente è quello dell'accesso alle case di riposo, quindi l'assessore Lanzarin li ha già attivati rispetto a quello che dovrà essere, diciamo, una buona pratica per fare in modo che non ci siano problemi per le visite agli ospiti, e quindi abbiamo chiesto che ci sia flessibilità, ci sia comprensione e che si faccia in modo che gli ospiti possano entrare, ovviamente da lunedì quando avremo approvato e firmerò l'ordinanza. E dall'altro abbiamo discusso del tema delle liste d'attesa. Voi sapete che, è bene dircelo con chiarezza, sapete che abbiamo avuto parecchi mesi di assenza di prestazioni, noi abbiamo dovuto contrarre le prestazioni sanitarie da dopo il 21 febbraio, per mesi abbiamo dato una contrazione estrema, tranne che per gli oncologici le cose urgenti. Ovvio che adesso noi abbiamo gli indicatori di giugno, ve li posso dire, ci dicono più 50% rispetto a giugno dell'anno scorso. Quindi è inevitabile, nonostante si stiano aumentando le linee telefoniche, si stia facendo il diavolo a 4, è inevitabile che se tu hai migliaia, ci sono call center che hanno circa 10.000 telefonate al giorno, capite che far fronte a tutta questa massa di attività che arriva non è una cosa facile. Chiedo un attimo di comprensione perché è come l'alluvione, no? Fino a un certo punto l'argine trattiene l'acqua, oltre a un certo punto tu puoi imprecare, dire quello che vuoi, ma se c'è più acqua della portata, l'acqua esce dagli argini. Siamo in una fase nella quale non è facile gestire la mole di richieste di prestazioni, ma se potessimo fare una considerazione, abbiamo meno difficoltà a gestirla sul fronte sanitario della prestazione, ne abbiamo di più sul fronte della prenotazione, perché il collo di imbuto a livello di telefonate è un collo di imbuto importante per molte ULSS e questo ci tenevo a dirlo. Ho chiesto anche ai direttori che facciano un punto della situazione la prossima settimana, dobbiamo ricordarci di questo, magari con un punto stampa ad hoc che vi danno un po' di numeri in modo tale che possiate anche avere e i cittadini possano avere anche una dimensione dei flussi, perché io mi metto nei panni del cittadino che chiama il CUP e non risponde, dopo 2 o 3 tentativi uno di certo gli va la bile di traverso, gli si diventano gli occhi pieni di capillari e comincia a incazzarsi col mondo intero. Ci sta, però voglio anche ricordare qual è il problema, che c'è un collo di imbuto che oltre un certo limite non si riesce a sostenere, cioè abbiamo accumulato in un mese, che è quello di giugno, almeno un quarto delle prestazioni di un anno.
è quello che sta accadendo. Quindi chiedo un po' di comprensione, la bacchetta magica non c'è. Poi abbiamo parlato anche di alcune attività di predisposizione rispetto al tema turisti. Sul fronte turisti noi sapete che ci impegniamo a garantire la quarantena ai turisti che dovessero diventare positivi in Veneto, e quindi abbiamo confermato con i direttori e il fatto che noi abbiamo fatto una delibera e un recepimento di un accordo con Federalberghi per avere delle strutture ricettive da dedicare ai turisti, quindi abbiamo dato questa informazione. E chiudo ricordando un paio di cose. Intanto saluto l'amministrazione e il sindaco Pavan di Bassano. 40ª edizione di Opera Estate Festival di Bassano è iniziata ieri, hanno dato l'avvio. Volevo ricordare ai cittadini insomma, che c'è questa grande manifestazione su Bassano, fai 40 anni, lo dico a tutti quelli che quando parlano di Veneto pensano solo che ci siano, che si pensi solo cioè che si pensi a tutto fuorché alla cultura. Qui c'è un'iniziativa che ha 40 anni di storia, Opera Estate Festival. Poi facciamo gli auguri a Damiano, ve lo ricordate Damiano? Il bimbo di 12 anni delle uova che oggi fa gli anni, quindi facciamo gli auguri. Quindi auguri a Damiano. Ringrazio il signor Renzo Tonon, che è qua tra il pubblico se non ricordo male, eccolo qua, che ha regalato 1 migliaio di penne alla protezione civile, e Giuliana Fontanella, che ha visto l'appello sulle ciliegie, vi ha mandato le ciliegie e quindi ce le avete dopo, ma magari non sarà fantastico, però è un atto di generosità. No, tu l'hai detto come per dire cosa ne frega del Salese. È la ciliegia della Valle del Chiampo. Perché? No, perché è una nuova cos'è? Beh, è un IGP se non ricordo male. E poi volevo dirvi di un paio di lavori di bimbi, c'è lo facciamo vedere Federico, questo andrà anche questo nella mostra, è una scuola, la scuola d'infanzia di Camino d'Erzo, ha mandato questo collage e questo lavoro, quindi ringraziamo i bimbi e ovviamente gli insegnanti e le educatrici. E poi Nicolò Gava di San Fiore, 8 anni, ci manda questo disegno, e poi abbiamo altri disegni. Fra l'altro vorrei dire ai genitori, se fanno la cortesia quando ci mandano i disegni di magari metterci anche una frase che si autorizza poi alla pubblicazione, all'esposizione, perché poi abbiamo difficoltà. Saluto Francesca Carollo, che è una vostra collega, che ha editato questo libro Donne in prigione si raccontano. E voglio ricordare che chi lo compra, i proventi vanno tutti in beneficenza, e ricordate che stiamo parlando di donne che abbiamo ospitato anche alla mostra del cinema, donne che hanno storie tragiche, importanti, che si raccontano in questo libro. Donne in prigione si raccontano, quindi lo si può trovare online, quindi facendo anche una ricerca, è già stato recensito da tante realtà. Domande ragazzi? Ciao. Ma penso loro abbiano bisogno del microfono. Beccane uno, quello di Marco, guarda. Presidente, buongiorno. Ciao. Ne faccio una domanda in ottica sanitaria. Dunque, oggi c'è stata a Venezia la protesta dei neomedici che lamentano che dopo l'emergenza sanitaria non è stato fatto niente nonostante le promesse per i fondi per le specializzazioni. E poi le farei un'altra domanda di politica, il sì del Senato al decreto che accorpa insomma, le prossime elezioni, la finestra potrebbe essere il 15 settembre, 15 dicembre, ma l'orientamento del governo resta per le elezioni il 20 di settembre. Le chiedo queste due cose. Sì, mi dice l'assessore che li ha sentiti stamattina. Noi peraltro finanziamo le borse di studio, quando sono 90 borse di studio per quasi 10 milioni, 10 milioni di euro. Però vorrei ricordare che loro hanno ragione, perché noi abbiamo un tema importante che è quello che le borse di studio, voi capite che devono aumentarle a livello nazionale, perché se no non ne veniamo fuori. Oggi c'è una richiesta spasmodica di medici specializzati, abbiamo un sacco di professionisti laureati e abilitati. Abbiamo portato il medico che ha salvato la vita alla signora in treno, no? Lui è un medico laureato, abilitato, ma ancora non si è potuto specializzare. Questo è
è la punta dell'iceberg, no? Quindi hanno assolutamente ragione. Noi poi la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Se il governo decidesse di triplicare, quadruplicare le borse di studio, posso garantire che la Regione del Veneto rinuncia alla sua quota a parte di fondo sanitario se ci fosse una chiamata, diciamo, di solidarietà, se il problema sono i soldi. Però mi sembra di capire che si discute tanto ma si fa poco su questo fronte. Quindi hanno assolutamente ragione. Stiamo parlando di medici, Voglio anche ricordare che questa regione ha assunto 500 medici laureati, abilitati ma non specializzati, cioè molto probabilmente qualcuno dei ragazzi, dei signori, io li chiamo ragazzi, insomma sono ancora giovani, spesso sotto i 30 anni, che manifestavano, molto probabilmente magari qualcuno era uno dei nostri 500 che abbiamo assunto. Io resto convinto del fatto che la specializzazione, la specialità non debba essere contestata, come si può dire, è sacra, però è pur vero che non possiamo dire che un medico laureato abilitato è un pericolo pubblico, come dice qualcuno. Cioè, io penso che di mezzo ci stia anche il buon senso e questi medici lo dimostrano, ad esempio salvando la vita delle persone. Non è che la signora ha chiesto se aveva la specializzazione, se fa da fare il massaggio cardiaco l'ha salvata. Per quanto riguarda la finestra, come l'hai chiamata, dico che c'è la finestra, ma non abbiamo capito quanto grande è il pertugio, no, della finestra. Se è 20 settembre oppure, guarda, sai, questo governo ne ha combinati di tutti i colori rispetto alla fissazione della data del voto. Ti ricordo che il primo accordo del decreto era 6 luglio. Siamo passati dal 6 luglio a fine luglio, da fine luglio al 6 settembre, dal 6 settembre al 15, dal 15 settembre adesso c'è questa finestra ufficiale dal 15 settembre al 15 dicembre. Ma sulla carta, finché non fisseranno la data, potrebbe essere anche il 15 dicembre e questo sarebbe una tragedia. Considera che nel frattempo noi dobbiamo aprire le scuole. Colleghi? No, mi pare che questo sia il tema del giorno, visto il voto del Senato, come ricordava il collega ieri, è andata, come dire, la fumata è stata nera per l'opposizione e per il pasticcio del voto in aula. Oggi appunto hanno deciso di unificare questo giorno, ma la sua proposta quale resta? Riusciamo a capirla? Ma non abbiamo via di fuga, il 20 settembre non c'è via, nel senso che ad oggi, fissata con la conversione del decreto, ci resta una finestra che va dal 15 settembre, che è una presa in giro, perché il 15 settembre non è sabato, non è domenica, e quindi dal 20 settembre al 15 di dicembre, quindi la prima data utile è il 20-21 settembre. Ma lei attende che il governo gliela indichi espressamente oppure? Beh, sai, allora buon gusto vuole e leale collaborazione, anche se non se lo meriterebbero su questo fronte, che fissino questa data, si va in election day, si evitano sprechi, ci sarà referendum, ci saranno 1500 comuni che andranno a votare, ci saranno anche 7 regioni che andranno a votare. Però attendiamo ancora qualche ora, direi, di certo non mesi. Certo. Per quanto riguarda appunto i problemi, poi lascio la parola ai colleghi, di sovrapposizione del calendario scolastico, visto che sembra, ecco, non è buongiorno. La data non è ancora stata fissata, che le scuole possano aprire il 14 dicembre e poi incredibilmente chiudere qualche giorno dopo per il 6G. L'idea di votare in un posto diverso... mi trovo favorevole. Ecco, però c'è un problema pratico che qualche collega mi ha suggerito ieri. Lei pensa che la burocrazia italiana sia nelle condizioni di poter inviare a 60 milioni di elettori i certificati elettorali con i nuovi indirizzi dei seggi nell'arco di 3 mesi? Sono i comuni? Ecco, se questo fosse possibile probabilmente daremo una lezione di efficienza al mondo intero. In 3 mesi sì, dovremmo uscire da questa visione borbonica di mummificazione totale di questo paese e pensare che se c'è da un lato chi chiede addirittura il voto elettronico, no? Cioè, digitale, penso che tra il voto digitale e cambiare il posto del seggio ci possa stare in mezzo anche cambiare un posto, no? L'accordo resta che nella testa elettorale che il cittadino ha a casa è indicato il seggio con la scuola. È probabile che... È una stampa che con la collaborazione dei comuni la si può fare. Secondo lei quindi ci sono le condizioni tecniche per poterlo secondo fare? Me sì, secondo me sapendo, diciamo, conoscendo il senso civico anche delle amministrazioni comunali sì, però guardate che a tutt'oggi io non giustifico il governo. Cioè, mi aspetterei da un governo efficiente oggi un decreto che fissi la data del voto. Cioè, cosa stanno aspettando?
Colleghi, qualcuno vuole intervenire? Forza che dopo scampo. Okay. Presidente, io le faccio una domanda su quello che è successo ieri con la bocciatura del bilancio del Porto di Venezia, perché naturalmente è una polemica che ha varcato anche i confini regionali, che oramai è diventata politica, soprattutto per il fatto che ci sono 150 lavoratori del Porto di Venezia e di Chioggia che rischiano di non avere gli ammortizzatori sociali che avrebbero avuto con gli avanzi di bilancio del Porto e anche i fondi per aiutare le imprese che sono in questo momento in difficoltà. Ma guardate, il Porto ha una sua gestione, ha un comitato di gestione. Ho visto ieri sera un comunicato stampa di chi ha votato contro, ha dato delle spiegazioni. Penso che il Presidente Musolino, anche i revisori del conto, può assolutamente controbattere. Leggo dalle dichiarazioni dei due rappresentanti, uno dei quali l'ingegner Campitelli, che è il nostro rappresentante, che il tema era stato affrontato più volte e si trascinava da mesi. Ho visto argomentazioni che non mi sembrano proprio campate in aria, che adesso si voglia far credere che questo non voto mette in discussione cassa integrazioni e altri aspetti del genere. Ho l'impressione che sia un po' esagerato, nel senso che i lavoratori hanno diritto alla cassa integrazione, non è che se un'azienda non ha votato il bilancio non si può provvedere, cioè non è che si chiuda il porto, semplicemente immagino, guardate, magari dico anche una cretinata, immagino che ci possa essere anche una riconvocazione, però guardate, io ho letto il comunicato stampa e vi do la mia parola d'onore, con l'ingegner Campitelli non ho mai parlato, e vi posso, leggendo il comunicato stampa, insomma, di argomentazioni ne ho viste, non mi sembra ecco, e toglietevi dalla testa la regia occulta o altre menate, perché chi mette in campo discorsi di regie, di politica, di certo forse probabilmente dovrebbe andare a leggere quel comunicato stampa, che a me sembra molto chiaro. Il Presidente Musolino nel suo pieno ruolo e nel suo diritto può assolutamente rispondere punto su punto al comunicato. Beh, Presidente, visto scusatemi, allora, scusami Albino, no, prego. Allora, delle due l'una, no? Se le amministrazioni votano sempre tutto, c'è sempre da dire che sono tutti appiattiti, che non c'è mai, c'è la politica, il grande fratello. Adesso abbiamo avuto due consigli di amministrazione che hanno dei curricula da paura. Andate a vedere l'ingegner Campitelli cosa ha fatto nella sua vita. Personalmente si mettono di traverso su un voto, e questa non è gente che la chiami e ci vota contro o vota a favore, perché io non nomino gente così. Io dico bene. Hanno fatto il loro mestiere. Se dopo fare il proprio mestiere vuol dire votare sempre tutto, allora capite che se l'Italia va male anche per qualcosa. Com'è stata secondo lei la gestione del porto da parte di Musolino? Ma guardate, io guardo da fuori, nel senso che il porto è stato gestito, ma qui c'è un tema di bilancio e mi sembra anche dal comunicato che non siano tecnicismi proprio buttati lì, cioè si parla di risorse, di accordi. Quindi se due consiglieri, li chiamo così, due membri del comitato pongono una questione, se io fossi Musolino direi bene, io controdeduco punto su punto, chiamo in causa il collegio dei revisori del conto che diranno la loro, perché lì ci sono anche i garanti, no? Ma a tutt'oggi c'è solo la voce di chi ha votato contro. Ripeto, noi cittadini siamo chiamati a rispettare le scelte del Consiglio e a valutarle secondo poi il dibattito che ne esce, ma lasciate fuori la politica da sta roba. Io non so se... Prego, c'era Marco forse? No, sì, un secondo poi lascio la parola. Volevo chiudere questa parte politica. Prego. Visto che lei abbiamo parlato di elezioni, di questo scenario, e anche oggi i giornali, nel caso particolare Repubblica, ha un sondaggio con poi l'analisi di Ilvo Diamanti, da cui emerge che il gradimento di Luca Zaia resta altissimo e arriva al secondo posto dopo appunto Giuseppe Conte, che è al 65% di gradimento, lei è al 56%. Ecco, lei continua a ribadire che non c'è nessun problema di leadership, certo. Questo l'abbiamo sentito, però resta un problema che la coalizione di centrodestra che sta decidendo le candidature nelle 6 regioni non ha ancora trovato un'intesa, perché lei ha posto una questione decisiva che riguarda il patto sull'autonomia. Allora, questo non è uno dei temi analizzati da questo sondaggio, però questa è, come dire, un'opzione politica molto forte che lei ha voluto porre al centrodestra e ai compagni di squadra con cui pensate di governare il Paese. Allora, lei pensa che
questo nodo possa essere sciolto e in quali tempi si augura che ciò avvenga? Ma guarda, allora, innanzitutto ringrazio i cittadini per il consenso e per la fiducia, che condivido con tutta la squadra, perché non è, ovvio, da solo non farei nulla. Squadra politica e tecnica. E non ho nessuna ambizione di fare scalate all'interno del partito nazionali. Non mi risulta che ad oggi non si sia chiuso l'accordo per colpa dell'autonomia, nel senso che il documento che io ho presentato d'accordo con Salvini è un documento che pone la questione dell'autonomia, ma oggi staranno discutendo, immagino, di un sacco di partite. Io tempo da perdere non ne ho, ve l'ho sempre detto, e quindi penso che sia fondamentale fare un percorso assieme, evitando, diciamo, già ne abbiamo tanti di nemici per l'autonomia, no? Non possono esserci in squadra i nemici, per cui chi fa un viaggio assieme a noi deve sapere che il programma del viaggio prevede l'autonomia. Ma penso che sia anche, come si può, un fatto di trasparenza nei confronti dei cittadini che hanno votato l'autonomia e vogliono l'autonomia, ma non mi risulta che si siano impiantati sull'autonomia. Discuteranno anche di quella, anche perché avranno, immagino, anche altri temi importanti a livello nazionale. Guardate, il documento è un documento, a mio avviso, cioè non sottoscrivere questo documento, veramente bisogna arrampicarsi sugli specchi per trovare una motivazione, perché è in linea con la Costituzione ed è sottoscrivibile da chiunque, a prescindere dall'estrazione politica. Ve lo garantisco, ve l'ho scritto io. Quando lo vedrete capirete. Non lo vedete perché al momento ce l'abbiamo in 2 in mano. Ma le fotocopie funzionano bene? Beh, in questo caso penso di no. Altri colleghi hanno necessità di intervenire? Grazie. Lascio la parola, Marco deve intervenire? Lascio la parola alla sorella Lanzarin. Vi ringrazio. I trasporti, io avevo capito che se ne parlava. Allora, trasporti, hai ragione, scusami. Ci siamo azzardati in alcune Sì. previsioni che lei ieri ci aveva detto che avrebbe presentato. Hai assolutamente ragione. Abbiamo scritto la bozza dell'ordinanza, è stata mandata in comitato tecnico scientifico, scusatemi se non mi sono ricordato di dirvelo, e lunedì anche questa verrà deliberata. Nel momento in cui ho il parere la firmo. Abbiamo deciso di mandarla in comitato per evitare, siccome siamo i primi in Italia ad affrontare un tema, insomma... sì, non è cosa da poco. E allora abbiamo deciso di mandarla in comitato, dopo ci metto la firma. Posso osare con un altro... Sì, un'altra domanda? no, pensavo a un altro termine oltre la firma. Assolutamente, no, io credo che per quanto riguarda il Veneto lei possa decidere in assoluta autonomia con le deroghe, ma se un pullman di Pellegrini vuole andare in Puglia, questa è una questione. Quante autorizzazioni deve avere, visto che ci sono 6-7 regioni da attraversare? Cioè lì il problema è capire se a che santo... Ma vedi, se non funziona lo Stato centrale, funzionano le regioni, l'ha riconosciuto da solo. Questa è la questione. Va bene. Sei un cripto autonomista. No, aspetteremo lunedì. No, io sarei un centralista, cioè prendere il modello del Veneto se funziona e farlo in questo caso. Per la sanità dico. Grazie. Solo per la sanità? Stiamo parlando di sanità per il momento. Anche la protezione civile. Avete visto, fra l'altro, l'apertura di ieri? Avete visto che bel tratto di strada abbiamo aperto? Ieri, Pedemontana. Non è che noi non siamo andati all'inaugurazione, avevamo qui l'impegno, però ne apriremo altri a breve, questo ve lo posso garantire. Abbiamo un bel programma di apertura. Grazie. Prego, Assessore. Buon lavoro. Allora, per quanto riguarda il comparto case di riposo o comunque sociosanitario extraospedaliere, noi abbiamo una serie di provvedimenti in itinere. Sicuramente quello che interessa sono le nuove linee guida e quindi le linee guida aggiornate rispetto a quelle del 25 che poi sono state recepite nell'ordinanza del 29 di maggio. Di fatto le abbiamo, l'ha detto anche il Presidente, già confezionate e scritte, sono al CTS, quindi al Comitato Tecnico Scientifico, che ha detto che entro lunedì ci risponde. Stiamo cercando di vedere se riusciamo anche ad anticipare, perché essendo una tematica molto sentita, appena ce le abbiamo, insomma, riusciamo a
emanarle e definirle. Non entro nel merito perché non sarebbe corretto entrare nel merito, però sono linee guida che vanno ad alleggerire sostanzialmente le procedure, sia per quanto riguarda i nuovi ingressi, quindi i nuovi ospiti, quindi quelli che entrano come nuovi ospiti sia dal privato e quindi che arrivano dalla propria abitazione, sia quelli che arrivano da ricoveri ospedalieri, accessi e quant'altro, quindi vanno ad alleggerire un po' tutte le procedure per i nuovi ingressi e anche cercano di alleggerire o comunque semplificare il discorso anche delle visite per quanto riguarda i familiari. Nelle linee guida si troveranno anche tutte le i vari soggetti, le varie categorie, quindi anche il discorso degli accessi per la salute mentale, per le dipendenze, per i minori in comunità, anche il discorso legato appunto agli eventuali permessi del pernottamento fuori se parliamo di disabili e quant'altro, quindi saranno linee guida che a tutto campo danno delle indicazioni ben precise. Stamattina ne abbiamo discusso anche con i direttori generali, perché poi l'intento è quello che ci sia un'applicazione uniforme su tutto il territorio. Poi sappiamo, l'ha detto anche il Presidente più volte, ma è la realtà, poi le gestioni sono gestioni autonome, quindi possono anche se noi cercheremo di far passare questo messaggio, perché è un messaggio che passa attraverso appunto la prevenzione, l'andamento dei casi e quant'altro. Tenete conto che oggi noi siamo sotto l'1%, molto sotto l'1% per quanto riguarda gli ospiti, e per quanto riguarda gli operatori siamo quasi a zero, quindi come contagio all'interno delle strutture, quindi sicuramente la situazione è una situazione molto diversa quando eravamo a un 6% per quanto riguarda gli ospiti e a un 3% per quanto riguarda gli operatori, quindi oggi sicuramente i dati sono dati buoni, che però devono mettere in campo tutta una serie di considerazioni, quindi credo che massimo lunedì comunque verranno sicuramente emanate, con l'ottica appunto di ridare quella normalità, tra virgolette, all'interno di queste strutture, sia per chi è all'interno sia per l'esterno. Chiaramente ci sono anche poi i centri diurni, ci sono i centri sollievo, abbiamo fatto un pacchetto onnicomprensivo di tutto il sociosanitario, l'extraospedaliero. Abbiamo altri 2 fronti aperti, uno è stato oggetto anche di riunione questa mattina, sempre con le strutture per sociosanitarie e extraospedaliere, quello del personale, ne abbiamo già parlato. Voi sapete che stanno soffrendo perché di mancanza di operatori sociosanitari e di infermieri, anche perché con le forti assunzioni che sono state fatte in tempo di emergenza all'interno del sistema sanitario, e quindi avvalendosi anche dei 2 concorsi che sono i concorsi che ha visto Azienda Zero, quindi sia per gli OS sia per gli infermieri un numero importante, molti operatori sono transitati dalle strutture territoriali alle strutture ospedaliere, e questo ha creato e sta creando anche per il futuro una serie di preoccupazione. Questa mattina abbiamo fatto il punto quindi con le 2 sigle, quindi UNEPA URIPA, con la direzione servizi sociali e la direzione sanitaria che si occupa di personale, proprio per cercare di mettere in campo tutte quelle misure, quindi programmazione futura per quanto riguarda i corsi OS, programmazione futura per quanto riguarda i corsi per quanto riguarda appunto infermiere, i tirocini, la didattica in questo caso anche a distanza per accorciare il discorso dei corsi OS, tutta una serie di misure proprio per cercare di andare incontro a queste esigenze, monitorando quindi in maniera molto puntuale l'andamento del personale, proprio perché non possiamo permetterci che ci sia un vuoto o comunque delle problematicità a livello territoriale, proprio perché in questo periodo e anche con le ultime questioni che si sta parlando, avete letto sui giornali, infermiere di famiglia e quant'altro, c'è il rischio che effettivamente ci sia uno svuotamento in queste strutture, e questo non vogliamo e non possiamo permettercelo. L'ultimo provvedimento che stiamo ragionando e che stiamo abbozzando è quello invece anche della sostenibilità economica, perché voi sapete queste strutture che hanno avuto quindi un lockdown di 3 mesi rispetto ai nuovi ingressi, che poi hanno avuto sicuramente un numero di decessi in alcuni casi importante, hanno avuto e hanno chiaramente dei problemi di sostenibilità economica. Anche lì quindi stiamo provvedendo con un provvedimento che
garantisca insomma la sostenibilità di queste strutture e quindi riesca anche a traghettare rispetto a questo periodo che c'è stato in questi mesi. Quindi 3 provvedimenti insomma distinti. No, la tantum non ce l'ho nel senso quant'è, però noi stiamo appunto provvedendo per fare un provvedimento che permetta una sostenibilità a tutto tondo rispetto appunto a quelle che erano appunto i volumi precedenti, insomma cercando, quindi stiamo adesso facendo, no non c'è oggi una cifra, appena avremo il provvedimento insomma pronto ve lo faremo avere, comunque sarete a conoscenza. Vi do un'altra informazione che forse è un'informazione che la stampa insomma ha sempre cercato e chiesto, centri estivi. Allora, ieri è stato approvato in conferenza delle regioni il riparto dei famosi 150 milioni. 150 milioni che sono 135 che vanno ai centri estivi perché 15 milioni vanno poi con un bando specifico per quanto riguarda le povertà educative. Quindi alla fine vengono suddivisi 135 milioni. Al Veneto come quota parte rispetto allo standard che è quello appunto della percentuale che noi prendiamo solitamente per le politiche sociali della famiglia arriveranno 9,8 milioni. Questi 9,8 milioni saranno poi dati direttamente ai comuni. Abbiamo già mandato l'elenco dei comuni perché siamo stati chiamati a fare una ricognizione. Quindi abbiamo chiesto ai comuni, fatti i centri estivi, rispondeteci, ci hanno risposto 506 comuni del Veneto, quindi nel riparto sono compresi 506 comuni che poi avranno un riparto in base alla popolazione di quel comune dai 3 ai 14 anni. Questo è il criterio poi del riparto per singolo comune. I soldi arriveranno direttamente ai comuni e i comuni poi potranno sia utilizzarlo per gestioni dirette ma anche per gestioni legate a terzo settore, a enti di altro tipo, quindi anche per se è affidato alla parrocchia o comunque ad associazioni di altro tipo. La procedura è stata una procedura concordata con la conferenza delle regioni, cioè non passare tramite la regione ma andare direttamente ai comuni proprio per accorciare, visto che sono soldi che dovrebbero arrivare in tempi brevissimi per essere spesi durante questi mesi quando ci sono i centri estivi. C'è qualche domanda per l'assessore Lanzarin? Io vorrei una domanda fuori da questo tema qui. Si chiude domani lo screening, quello famoso di cui avevo chiesto una decina di giorni fa. Leggevo oggi ad esempio su Nuova Venezia che l'adesione è stata piuttosto bassa. Che risultanze avete relativamente, intendo l'indagine quella che ovviamente non è gestita dal Veneto ma a livello centrale, però appunto le risultanze arrivano anche al Veneto sulla sieroprevalenza. Sì, allora si chiude oggi, noi sapete che avevamo circa 10.000 erano le persone che erano state coinvolte e vi ricordo che il campionamento era un campionamento insomma su base nazionale, Istat, tramite poi la Croce Rossa e quant'altro. Ne abbiamo discusso all'inizio, nel senso che non riuscivano in molti casi a contattare le persone, le telefonate, quindi avevano provate eccetera. Allora io ho questi dati che me li hanno dati proprio stamattina. Sieroprevalenza 3.488 appuntamenti fissati, 2.382 sono stati i prelievi fatti e 1.859 i referti. Hanno raggiunto quindi circa il 30% del campione, quindi effettivamente insomma hanno raggiunto un campione molto, molto basso perché appunto non c'è stata una risposta, quindi credo che il trend sia un po' in linea con il trend nazionale. Grazie. Ma se è possibile, non so se i colleghi hanno delle questioni da porre. No, per quanto riguarda le RSA e poi vorrei chiederle qualcosa anche sui bandi per i direttori generali. Allora, lei l'ultima volta che io ero qui e lei ha aggiornato statistiche e numeri dando sia la percentuale di personale contagiato, che mi pare sia decisamente pressoché pari a zero, sparito, quindi il problema non si pone. Ecco, in questo periodo è cambiata l'utenza, cioè le famiglie sono tornate a mandare i loro cari parenti, i nonni nelle case di riposo, oppure c'è ancora molta preoccupazione e quindi
il processo di ricambio si è fermato e siete ora orientati, ci sono dei numeri nuovi che possono far capire come è cambiata la gestione? Allora, io non ho il numero degli accessi nuovi, però possiamo eventualmente in giornata, se riesco a recuperarlo, cioè quanti accessi nuovi dalla riapertura dal 25 ci sono stati, l'avevo chiesto ma non ho il numero, quindi per capire. Allora, la richiesta c'è, perché è chiaro che le famiglie hanno bisogno di queste strutture, poi ricordiamoci che con la ripresa delle attività chi poteva accudire il familiare o l'anziano a casa adesso è molto in difficoltà, o il disabile. C'è però, lo sappiamo, una procedura che allungava molto i tempi, quindi il discorso del tampone, poi 14 giorni il secondo tampone, l'isolamento, quindi le strutture dovevano essere comunque muniti di spazi da un punto di vista logistico, di fare l'isolamento e quant'altro. Ecco, visti i numeri di oggi vorremmo cercare anche di un po' alleggerire in modo da permettere anche sicuramente accessi sempre controllati, sempre mirati, sempre quindi chiaramente con tutte le precauzioni, ma anche un po' andare incontro alle esigenze che sappiamo delle famiglie, si avvicina anche l'estate, ci sono insomma. Ecco. Certo. Per quanto riguarda invece la parte economica, mi pare che siete orientati a intervenire sui bilanci di ogni singola... No, siamo orientati a intervenire su un provvedimento comprensivo che va a riconoscere appunto anche attraverso un budget dedicato. Voi sapete che noi si stava già parlando di passare dalle tariffe al budget, insomma stiamo studiando una metodologia per comunque dare quella garanzia a queste strutture che sappiamo sono state penalizzate in questi 3-4 mesi. Va bene. Però questo non significa che possano cambiare le rete per le famiglie, assolutamente? No. No, ho capito. Bene. L'altra domanda che le chiedevo, prima il Presidente Zaia ha detto che da oggi scatta quel mese per presentare le domande per partecipare ai bandi per la direzione generale delle USL. Allora, lei ci può fare il quadro? Ci può dire quanti sono teoricamente in scadenza sotto il profilo pensionistico? Ha delle indicazioni allora, più precise che lei sappia? Per cui... Io so che ce ne sono 3 o 4 probabilmente che hanno età pensionabile, però adesso così a memoria, però dovrei andare a rivedermi anche le date di nascita, quindi ma mi sembra questo più o meno è il numero Ho capito. Mi sembrava a memoria, ma più o meno. Non se lo ricorda. No. Invece per quanto riguarda la probabile sostituzione del direttore generale Mantoan, con quali tempi, visto che mi pare assodato che lui abbia chiesto di... Su questo mi sembra che abbia già risposto il Presidente, quindi non ho nulla da aggiungere. In quali tempi pensavate di procedere all'eventuale sostituzione in nomina? Non ho nulla in questo momento da aggiungere. Quindi... Ecco, quindi è una cosa che verrà presa in esame, come diceva il Presidente, con la nuova... Con quelle che saranno i nuovi corsi che ci sono, certo. No, con la nuova amministrazione regionale, dovete aspettare qualche mese, quindi va bene. Se non ci sono altre domande... Se avete spazio lasciate, faremo un comunicato sugli effetti del lockdown sulla qualità dell'aria, se avete un po' di spazio. Abbiamo già i primi dati. No, Assessore, avete anche voi avviato qualche analisi? Noi abbiamo 3 ricerche che stiamo facendo. No, sull'aria sì, ma come dire sulle acque, ha visto oggi i giornali parlano di tracce trovate sul Po e anche in Lombardia, da cui sembra che la presenza del Covid sia addirittura riconducibile. Allora, guardate, noi stiamo facendo ricerche a 360 gradi su tutti i fronti, di più non anticipo. Da mesi però. Avevo anticipato qualcosa, credo 2 mesi fa, ormai, che stavamo avviando queste ricerche, quindi abbiamo una serie di elementi, di dati che presenteremo quando sarà il momento. Oggi alle 2:30 ho una videoconferenza con i miei 3 colleghi di Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia per quella ricerca che abbiamo avviato con le 4 ARPA e fa parte del progetto Prepare europeo per valutare, uno dei vari progetti prevedeva la valutazione degli effetti del lockdown sulla qualità dell'aria. Adesso poi faremo un comunicato e vi daremo i dati precisi, però l'effetto che si è visto è che c'è stato un calo degli ossidi di azoto, c'è stato un calo ma molto meno rilevante dei PM10, ma quello che emerge chiaramente è che, come dico sempre da anni,
non è, come dire, abbiamo avuto anche delle crescite, nonostante fosse tutto chiuso abbiamo avuto delle crescite, perché è stata la tempesta sahariana che porta polvere, che è PM10, non sto dicendo cose che possono sembrare i più strane, però il dato è questo, e questo conferma che c'è un effetto rilevante della conformazione geomorfologica del bacino padano, quindi un catino chiuso con scarso ricambio d'aria, delle condizioni meteo, quindi della quantità di vento, più ancora che collegato alle fonti emissive. Tanto più che, aggiungo, in un'altra ricerca che ha fatto ARPA Veneto, è emerso che abbiamo confrontato i dati dell'inquinante pro capite nelle varie regioni d'Europa, ed emerge che da noi c'è una quantità di PM10 pro capite di gran lunga inferiore rispetto alla media europea a 28, la media europea, non le realtà più inquinate, e stessa cosa per gli ossidi di azoto pro capite. È che noi abbiamo una densità abitativa molto molto rilevante, però nonostante la densità abitativa rilevante, il problema geomorfologico e lo scarso ricambio d'aria e le condizioni meteo quindi non favorevoli, abbiamo una quantità di inquinanti molto più bassa rispetto alla media europea pro capite. Quindi se qui ci fosse la stessa densità che c'è mediamente in Europa, avremmo un inquinamento più basso, nonostante quello che dicevo prima. Non solo, si rileva un calo del valore medio dell'inquinante più marcato rispetto alla media europea. Tra l'altro ho messo i grafici sulla mia pagina Facebook 2 giorni fa, e questo è interessante perché evidenzia come nonostante ci sia una fortissima antropizzazione e condizioni geomorfologiche avverse, effettivamente gli sforzi effettuati stanno dando un effetto positivo. Ovviamente, essendoci una fortissima antropizzazione, è chiaro che il livello è ancora alto e questo ovviamente non ci fa abbassare la guardia, ma vuol dire che il percorso intrapreso è quello giusto. Scusi Assessore, ma quelle cartine che si vedono ormai sul web e che fotografano la concentrazione di PM10 in Europa indicano una zona rossa intensissima nella pianura padana. E quello è il dato assoluto, ecco, poi non è il dato pro capite. C'è il bacino della Ruhr e poi ci sono le aree metropolitane di Parigi e di Londra che sono segnate in rosso e hanno appunto un livello di intensità di concentrazioni pari al nostro. Quindi noi siamo nella zona di massimo rischio, lei dice di no. No, io ho detto una cosa diversa, ho detto che noi abbiamo un livello di inquinante alto, ma abbiamo voluto fare la fotografia del livello pro capite, lo ripeto per la quarta volta. Noi abbiamo un grandissimo addensamento di imprese e di persone qui, che non c'è in Svezia, dove hanno per esempio l'energia nucleare, o in Francia, al di fuori della zona di Parigi, anche quella è una zona indicata a elevato inquinamento, dove hanno energia nucleare, quindi emissioni in atmosfera di PM10 non paragonabili alle nostre. Nonostante questo abbiamo voluto fare questa ricerca che non ha un valore assoluto, come dicevo prima il valore assoluto è ancora alto, in calo il trend. Mi ricordo che il dirigente capo area di allora, qualche anno fa, portò in conferenza stampa i titoli che facevate 10 anni fa, no? 200 sforamenti, 300 sforamenti, adesso ne facciamo 50, 60, 80, vuol dire che il trend è positivo. È sufficiente? No, questo lo chiarisco in modo strappatello, ma nonostante questo, facendo il valore pro capite e guardando il trend degli ultimi anni, si vede che il valore medio pro capite è più basso da noi, quindi nonostante siamo in tanti, buttiamo fuori meno ognuno di noi. È chiaro che essendo in tanti, quello che viene buttato fuori è comunque tanto, ok? Adesso ho cercato di banalizzarlo il più possibile. E si vede che il trend in diminuzione, che c'è anche a livello europeo, in tutta Europa un trend medio in diminuzione, Europa 28, è più marcato in Veneto che non da altre parti d'Europa. Quindi vuol dire che la strada intrapresa è ancora lunga, perché il valore assoluto è ancora alto, però è positivo. Questo, unito al fatto che dicevo prima, che il lockdown non ha dato gli effetti che qualcuno pensava, no, tutto azzerato, non è così, io l'ho sempre detto, perché c'è un valore di fondo, c'è un valore che comunque è collegato allo scambio d'aria ridotto
che c'è nel bacino padano e alle condizioni meteo, quindi l'inversione termica e tanti altri aspetti, hanno confermato quello che sostengo da tempo, e so che a molti non piace quando io dico questa cosa qua, dico Bottacin non capisce, un tubo eccetera eccetera, però questi sono i dati che ci vengono confermati non da ARPAV, ma ci vengono confermati anche a livelli superiori, insomma. No, gli ambientalisti vorrebbero che Bottacin e magari gli assessori delle 5 regioni padane adottassero provvedimenti più restrittivi per quanto riguarda la circolazione del traffico. Noi sappiamo che lei ritiene che questa sia una misura inutile ai fini delle emissioni. No, io non ho mai detto che è una misura inutile, io dico semplicemente... Non fondamentale quantomeno, allora perché non l'ha adottato in passato? Cioè, No, io... Abbiamo avuto città che hanno avuto il coraggio di chiudere il traffico privato. Io non ho mai detto sta roba qua. Io ho detto che abbiamo sottoscritto un documento, le 4 regioni del bacino padano, col governo, il ministro era Galletti, era il giugno 2017, quindi abbiamo sottoscritto, ognuno si è preso degli impegni che noi abbiamo, devo dire, onorato in gran parte. Attendiamo ancora i soldi da Roma, però questo è un altro discorso, perché Roma diceva se tu metti uno, io metto uno, speriamo che arrivi l'uno che deve mettere. Avremmo messo poco noi, però Roma ha messo 0, quindi è meno, ma non è una questione di rapporti fra noi e Roma. Il dato oggettivo è che i blocchi il traffico, la legge prevede che siano i sindaci a doverlo fare, non le regioni. E questo è quello che ho sempre detto. Quando mi si dice, e qualcuno in passato mi ha anche detto, ma la Lombardia l'ha fatto, poi andavo a verificare, la Lombardia non ha fatto nulla, perché a Milano chi è che ha bloccato il traffico? Sala o Fontana? No, tanto per capirsi. Allora, se vale di là, vale di qua, vale dappertutto, vuol dire che viene confermato il fatto che c'è una norma di legge che prevede che siano i sindaci che possono fare i blocchi del traffico, ma non le regioni. Ma no, perché io ritengo che sia inutile. Io credo che ci siano, per combattere lo smog, ci siano tutta una serie di misure che vanno messe in fila, ognuna delle quali contribuisce in quota parte, ma nessuna che sia da sola di per sé determinante. Bisogna farle tutte insieme. Un diesel, visto che è tanto bistrattato il diesel, di ultima generazione, inquina, butta fuori 1/100 del PM10 che buttava fuori un diesel di qualche anno fa. Voglio dire, questo è un dato oggettivo. Allora non si può anche lì dire il diesel è brutto e cattivo, il benzina è buono. Sono benzina diesel di ultima generazione che inquinano meno, o comunque in maniera diversa, perché uno butta fuori una cosa, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, se no mi dicono che non, anche se sarebbe il mio campo, una laurea in ingegneria meccanica, insomma, comunque sarebbe il mio campo, però non si possono fare questo tipo di paragoni mettendo tutto insieme nella stessa barca, insomma, Ecco, l'ultima questione, poi io sul serio vi saluto. Lei qui ha parlato del livello del PM10, concentrazioni individuali e qualità dell'aria, ma per quanto riguarda invece la ricerca sulla possibile combinazione del PM10 con il Covid Sì, quella è un'altra ricerca, non è ancora conclusa. No, non è ancora conclusa. Vi avevo già anticipato alcuni aspetti, e cioè il fatto che su particelle di PM10 erano state trovate, questo no, non è il mio campo, ma insomma pezzettini di RNA, che quindi vuol dire non sono medico, non sono virologo, però da come me l'hanno spiegato c'è qualche traccia di questo virus, ma che comunque non è in grado di infettare una persona, ok? Certo. Così me l'hanno spiegata, poi ripeto, non so se sia, però non è ancora conclusa quella ricerca, quindi dobbiamo aspettare ancora un attimo. Va bene, d'accordo, grazie. Bene, grazie a tutti e a domani. Conferenza stampa, abbiamo visto prima il presidente Zaia, poi l'assessore alla sanità Manuela Lanzarini, ha concluso l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Molte le domande, molti temi sul piatto, tutti davvero importanti. Noi non abbiamo ancora ricevuto quello che è il bollettino dell'azienda Zero della Regione Veneto, ma il sunto di quello che è stato detto nelle ultime ore ci parla di solo 2 nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Veneto nelle ultime ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 19.235. Questo è un'agenzia che lo riporta in
base a quelle che sono state le dichiarazioni del Presidente Zaia con i vari foglietti illustrativi che vengono poi mostrati durante la conferenza stampa che è appena finita. Lo segnala l'ultimo bollettino della Regione, dice il lancio d'agenzia, vi sono stati anche altri 4 decessi, uno in ospedale, 3 nelle case di riposo, per un dato di 1998 persone dal 21 febbraio scorso. Scende di un'unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, con un solo paziente positivo al Covid ricoverato nelle terapie intensive del Veneto. Gli attuali positivi scendono a 582, ma risalgono i soggetti in isolamento che ammontano a 915. Questo ci dice l'agenzia. Vediamo poi se tutto questo sarà confermato dal bollettino, dai dati che arriveranno nel corso della mattinata, che come sempre voi potrete trovare sul nostro canale Telegram, sulla nostra pagina Facebook, dove tutto quello che passa qui in diretta viene pubblicato, tutti i dati, tutte le tabelle, anche le ordinanze, tutti quelli che sono i documenti indispensabili per barcamenarsi nella selva di norme e di regole che ci troviamo ad attraversare in questo periodo di coronavirus. Tutto quanto viene caricato sui nostri social, sulla pagina reteveneta.it. Poi se qualcuno vuole rivedere uno dei vecchi servizi o l'edizione integrale delle nostre dirette, può andare sulla pagina di YouTube Rete Veneta. Noi carichiamo tutto, è condiviso, tutto è condivisibile, perché poi si può mandare agli amici via WhatsApp, via Telegram, con tutti i sistemi, tutte le piattaforme possibili qui in questo momento. Quindi un modo in più per approfondire quelli che sono i temi del momento, per mettere a confronto anche le tabelle, le informazioni, le dinamiche di cui vi parliamo tutti i giorni. Noi torniamo questo pomeriggio con la classica fascia dedicata al tempo libero, poi vediamo la messa come sempre alle 18 dal Santo, poi torniamo con la nostra informazione locale, vi accompagniamo fino a questa sera quando il nostro direttore Luigi Baccialli sarà in diretta a Focus con i suoi ospiti per approfondire e discutere dei temi più importanti della giornata. Grazie per essere stati con noi ora facciamo una breve pausa, però state qui perché la nostra programmazione prosegue.